Buonasera, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento dei nostri incontri sull'intelligenza artificiale. Questo è il sesto incontro di un progetto che è nato 2 anni fa dal felice incontro tra una associazione culturale, Biblio Treviso, che si occupa di divulgazione scientifica, e una amministrazione comunale, l'amministrazione di Villorba, che si è dimostrata attenta e sollecita nell'affrontare un tema certamente non semplice, non facile, e che l'amministrazione ha saputo rileggere e interpretare in modo veramente originale. Questo progetto è un progetto, direi anche con un certo orgoglio, originale, come dicevo prima, perché è la prima volta che in queste modalità si affronta la tematica dell'intelligenza artificiale attraverso incontri di divulgazione, ma sempre con esperti di grande valore. Vorrei ringraziare, come dicevo prima, non solo tutto il gruppo di lavoro di Biblio Treviso, che supporta e aiuta e mette in moto la macchina, ma vorrei salutare e ringraziare il comune di Villorba e il suo sindaco, il Francesco Soligo, e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso, senza i quali queste attività sarebbero di difficile realizzazione. Ringrazio anche se non lo vedrete, Mauro Gentile, che fa parte di questo progetto, è la sua anima in questa sera tecnica, e fa la regia, ma in realtà è anche il protagonista di una serie di è una risorsa, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione e della riflessione che deve naturalmente accompagnare la realizzazione di questo progetto. Di cosa ci occupiamo questa sera? Nei precedenti incontri noi abbiamo studiato e abbiamo presentato alcune questioni, perché ci siamo accorti da 2 anni a questa parte, e chi ci segue lo ha colto, che l'intelligenza artificiale fa parte ormai integrante della nostra vita quotidiana. Magari non ce ne accorgiamo, magari non ce ne avvediamo, ma in realtà l'intelligenza artificiale in qualche modo pervade molti, se non tutti addirittura, gli aspetti della nostra vita. Per cui ci siamo occupati di sanità, perché anche in ambito medico l'intelligenza artificiale ormai è decisiva. Ci siamo occupati dell'intelligenza artificiale nelle nostre case, studiando e sentendo cosa succede con i cosiddetti IoT, cioè l'intelligenza artificiale che entra nella, nella gestione degli oggetti di casa. Abbiamo parlato anche, ovviamente, e dovremmo continuare a farlo anche prossimamente, dei rapporti tra etica e intelligenza artificiale, e gli aspetti anche giuridici dell'intelligenza artificiale. Si sta addirittura manifestando la possibilità che le sentenze vengano prodotte da un algoritmo. Poi abbiamo anche parlato di soldi, versante sicurezza e versante Bitcoin, blockchain, perché anche se non ce ne accorgiamo, anche lì l'intelligenza artificiale è presente in modo sempre più decisivo, sempre più pervasivo, e ripeto, senza che molto spesso noi ce ne accorgiamo. Questa sera torniamo a parlare di soldi. L'intelligenza artificiale ci mette le mani in tasca, e credo che sia importante a questa serata, perché vedremo la presenza dell'intelligenza artificiale
nell'ambito del mondo della finanza, ma attraverso una realtà che tutti noi frequentiamo, conosciamo e con la quale abbiamo a che fare normalmente, che è il mondo della banca e il mondo della finanza gestita. È un tema rilevante, un tema importante, anche su questo settore e anche in questo territorio la presenza dell'intelligenza artificiale ha modificato le cose che noi viviamo, le cose che noi vediamo, e per farlo abbiamo invitato con noi due relatori particolarmente, come dire, interessati e competenti su questo argomento. Uno di questi è Andrea Menegazzi, eccolo qua, buonasera, buonasera dottor Menegazzi. Il dottor Menegazzi forse qualcuno lo conosce perché è responsabile del settore di wealth management, cioè di investimenti di Centromarca Banca, di cui vedete tra l'altro alle spalle di Menegazzi anche un banner, il banner, ma c'è una forte identificazione tra Menegazzi e la sua banca. Questo è molto interessante, vedremo anche di capire che cosa significa. Ha dietro le spalle una storia di formazione molto, molto importante, ma è giunto a questo livello apicale in banca e si occupa di investimenti, ma si occupa anche, come vedrete fra poco, delle relazioni che una banca, in questo caso Centromarca Banca, ha con i suoi clienti e con i suoi clienti anche attraverso, mi corregga se sbaglio, i procedimenti dell'intelligenza artificiale, ma di questo avremo modo di parlare. Poi con noi c'è anche Antonio Simeone, che adesso vediamo, eccolo qua, buonasera, buonasera dottor Simeone. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui. Antonio Simeone è collegato con noi da Roma, anche se ogni tanto però va oltre manica, perché mi pare di capire che sia un po' un globetrotter della finanza. È esperto di algoritmi trading e fondatore di una società, di un fondo che si chiama Euclid. E mi spiegava anche prima del collegamento che, ma ce lo spiegherà anche in diretta, come l'intelligenza artificiale, gli algoritmi e chi li produce questi algoritmi entra nella formulazione degli strumenti di investimento che ognuno di noi potrebbe utilizzare. Ecco, quindi abbiamo a che fare con due esperti su un tema che ci riguarda e che possono anche aprire degli scenari estremamente interessanti per la nostra riflessione. Io vorrei cominciare con una domanda così molto, molto banale, ma che spero possa dare il senso di quello che cercheremo di vedere questa sera. Entrare in banca e trovare un robot. È questo il futuro che ci aspetta. Adesso entriamo in banca, troviamo gli impiegati, troviamo il direttore, troviamo delle persone. Domani troviamo un robot o c'è già un robot. Ragazzi, lei che lavora in una importante banca del territorio trevigiano, ha come vicino di ufficio un robot o continua ad avere un umano? Allora, per ora ho vicino un umano e nello schermo del computer ho un robot. Ecco. Quando per esempio, non lo so, consulto gli andamenti dei mercati, so che dietro ai dati che vedo
può esserci anche l'intelligenza artificiale. In banca io ho in fianco a me delle persone e potrei rispondere alla sua domanda in questa maniera, e cioè per me i robot in banca può starci se rispetta l'articolo 1 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, perché l'articolo 1 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo mette al centro il primato della persona umana, proprio è un articolo che si ispira al primato e alla centralità della persona. Allora, se il robot rispetta questo principio, per me in banca può starci, e in un certo senso, dicendo questo, sto anche citando un grandissimo della letteratura fantascientifica che è stato Isaac Asimov, che è un po' uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale. Non è un caso che noi abbiamo dato un titolo a questa serata, Artificial Intelligence versus Human Intelligence, perché vorremmo anche capire questa realtà, che non è una realtà fantascientifica, magari per Asimov sì, lo era qualche decennio fa, ma per noi è invece una realtà che si sta profilando con una certa velocità. Vorrei che continuasse Menegazzi ancora un momento su questo rapporto della banca con il modello robot, diciamo così. Certo, certo. Allora, diciamo che il mondo bancario, soprattutto il mondo bancario italiano, deve colmare un certo gap su questo tipo di tecnologia, però sta facendo investimenti molto rilevanti, tant'è che secondo uno studio di Abilab quasi il 70% delle risorse investite per l'innovazione tecnologica sono orientate all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale e i robot advisor sono già entrati in banca, per esempio nel campo del marketing o del social media marketing con le chatbot, che sono queste nuove forme di comunicazione con cui la banca entra in contatto con il cliente. Le chatbot fanno parte di quel network di connessione tra banca e cliente che diciamo in questo momento sono a corollario, sostengono anche la relazione umana. Ecco, nel caso nostro di crediti cooperativi, dove appunto la centralità della persona e la relazione umana sono dei fattori rilevanti, direi anche strategici, la sfida è quella di rispondere a questa domanda, cioè se l'intelligenza artificiale e i crediti cooperativi sono due realtà conciliabili. Lo vediamo meglio fra un attimo, perché il tema è estremamente interessante. Ho letto una cosa che Antonio Simeone ha scritto nel 2020. A me sembrava utile richiamarla in questa serata. Scriveva: non è il flusso di notizie a determinare la nostra strategia di investimento, ma algoritmi di intelligenza artificiale. Sotto la voce algoritmi di intelligenza artificiale, noi che siamo fuori del mestiere, diciamo i robot, ma insomma l'intelligenza, gli algoritmi e non tanto, perché una volta si leggevano, no, i flussi di notizie, arrivavano le notizie dai mercati, eccetera, e invece adesso scrive Simeone mi ha interessato molto questa affermazione. C'è questa questione dell'uso dell'algoritmo. Vogliamo precisare in che cosa consiste? Sì, voglio anche ricordare che il 70% del mercato americano ad oggi è composto da algoritmi, quindi di fatto non c'è più il trader, o meglio, il 30% sono trader persone, la maggior parte sono quant. Io quando sono andato a Goldman Sachs a Londra, che è il nostro prime broker, vedevo come la sala trading era fatta da tanti computer e da poche persone di fatto. C'erano i fisici, c'erano gli ingegneri che creavano studio algoritmi, e gli algoritmi da soli poi acquistano, vendono oppure vanno short.
La stessa cosa accade a noi, sostanzialmente abbiamo sostituito quella che è la figura del trader. Di fatto è come avere a disposizione migliaia di trader che osservano una serie storica, quindi se la serie storica ad esempio fosse un oggetto, noi questo oggetto lo osserviamo da tantissime angolazioni diverse. Ad esempio per ogni azione abbiamo circa 300-200 algoritmi, l'uno diverso dall'altro, e ogni algoritmo ovviamente ha delle evoluzioni, o meglio, all'interno dell'algoritmo è come se ogni script fosse un trader che, come dire, come nell'evoluzione della specie umana, il più bravo si accoppia con l'altro più bravo e poi crea generazioni, diciamo, sempre più performanti. Diciamo, Il cliente non si accorge di questo. il cliente non si accorge di nulla. Guardiamo il lato cliente. Sì. Cioè lei è entrato in Goldman Sachs e ha visto molti computer, pochi uomini e molti algoritmi. Ma il cliente che va anche nella banca, Centro Marca Banca, o che va in un'altra banca, non si accorge di tutto questo, Simeone? No, assolutamente no. Diciamo, il cliente ha una relazione con il private, con il consulente, e poi il consulente sceglie quale prodotto, ecco, in qualche modo, diciamo, è più, diciamo, va verso le richieste del cliente, no? Però la maggior parte comunque dei gestori ad oggi, dei gestori che comunque sembrano andare molto bene, comunque hanno o un sistema comunque di advisory guidato da intelligenza artificiale, o anche a volte systematic trading, significa che c'è un prodotto che è esclusivamente guidato da intelligenza artificiale. Io posso riprendere ad esempio la storia di Gene Simons. Gene Simons è un matematico americano, e dagli anni 80 il suo fondo, che adesso è chiuso a pochissimi investitori, si chiama Medallion Fund, ed è stato l'unico fondo dagli anni 80 a perdere solo un anno, e di media fa il 30-40% ogni anno, e sono soltanto matematici, fisici, astrofisici e così via che cercano di trovare delle equazioni che regolano determinati mercati. Si tratta di piccole anomalie e così via. Però sostanzialmente, diciamo, noi parliamo adesso di intelligenza artificiale, di machine learning, ma c'è anche chi ha esplorato molto prima, e sappiamo bene che il mondo della finanza anticipa sempre di diversi anni quello che può accadere nell'economia reale. E io ad esempio, stando a Londra, vedo proprio questo connubio che c'è tra le grandi banche e le start-up fintech, perché si crea, tra virgolette, cioè si crea un vero e proprio ponte, no, di conoscenze dall'una e l'altra, perché noi dobbiamo imparare dagli istituzionali, dei più grandi, e loro ovviamente magari devono velocizzare un po' alcune cose, quindi cercano di imparare da noi, cercano non dico tanto di imparare, quanto, come dire, gli diamo quel boost di creatività in più, e magari anche dal punto di vista di competenze, ecco. Ci sono startup che sono molto interessanti. Prima parlavamo ad esempio di banche, parlavi di banche, della banca del territorio, come ad esempio può essere Centromarca, e io faccio riferimento ad esempio a una Revolut N26. N26 non è una banca, ma è solo una carta di fatto, è un'app. E con questa carta, con questo conto, tu puoi fare tranquillamente tutto, e così come all'interno del conto ti vengono consigliati gli investimenti a seconda del tuo profilo, e c'è un AI che studia tutto quello che fai, quindi le caratteristiche personali che hai e così via. Quindi sostanzialmente, ecco, sono queste le tre. Molto interessante. Io stavo, mentre lei parlava, Simeone, pensavo ad Andrea Menegazzi, che rischia di non perdere il solo lavoro, che la banca scompaia, ma che scompaia anche il cliente, nel senso che il cliente non vede la banca, ma farà le trattative, come diceva adesso Simeone, con un'app dallo smartphone, immagino, da una cosa di questo genere. E la banca non lo vedrà, insomma, no? Non vedrà il cliente, ci sarà comunque la banca, ma non si vedranno. È uno scenario che la inquieta un po', Menegazzi, oppure insomma, sul quale bisogna star dentro. Allora, diciamo che mi può inquietare, perché mi potrebbe sottrarre il lavoro, e quindi, però io ho una certa età, quindi magari il problema è per i giovani che hanno cominciato la loro esperienza in banca. E infatti prima dicevo che il 70% degli investimenti sta cercando di colmare un certo gap di cui anche le banche di interesse nazionale sono consapevoli. In realtà prima Simeone appunto spiegava
i robot advisor o i gestori robot, questa cosa entra fin nelle banche di interesse locale o di diciamo così, espressione locale, perché poi noi, nel mio ruolo, appunto, il wealth management, quando mi capita da fare da advisor per la costruzione dei portafogli, io so benissimo che se faccio un'allocazione facendo un esempio molto semplice, per esempio su un'area geografica che ha un indice di riferimento, so benissimo che l'andamento di quell'indice è influenzato da ormai fatto 10, 8 fattori che non sono legati, diciamo così, all'andamento dell'economia reale e 2 a fattori che sono legati a quel fenomeno che Simone prima spiegava. Ma la questione non sta tanto in questo, perché poi io l'allocazione la posso creare lo stesso. La questione è la relazione che ho col cliente, e cioè la capacità di incontrare le attitudini, le caratteristiche, le peculiarità del cliente, che per ora sono limitate dentro uno schema abbastanza rigido, e che invece l'intelligenza artificiale potrebbe rimuovere, cioè potrebbe proporre uno schema di adattamento della soluzione di investimento al cliente che si fa più appunto adattativo, più elastico, più flessibile, che riguarda più la finanza comportamentale, che riguarda di più il profilo psicologico del cliente. Se posso tradurre, Menegazzi, sì. se posso tradurre, cioè esistono nelle banche, tra gli advisor, delle profilazioni standard, no? Sì. Nelle quali in qualche modo il cliente viene fatto rientrare con una crocetta, cioè tu sei predisposto di più a rischiare meno e così via. Lei dice una cosa interessante, cioè l'intelligenza artificiale potrebbe in qualche maniera dilatare le maglie di questa profilazione e renderla più analitica, più specifica, più vicina alla natura proprio del cliente che si avvicina in quel momento all'investimento. Ho interpretato male? No, hai interpretato correttamente, cioè si potrebbe pensare a un modello su cui, tra l'altro, nel nostro piccolo grande lavoro che stiamo facendo ci stiamo provando, e cioè si potrebbe provare appunto a creare un modello che impara dalla relazione col cliente, e siccome le relazioni umane sono complesse, le variabili che entrano in gioco riguardano 1000 fattori, solo un software di intelligenza artificiale potrebbe elaborare tutte queste variabili, perché la rigidità dello schema entra anche nella norma, cioè la normativa MiFID cosiddetta, che è la normativa europea a tutela del risparmiatore, che poi è caduta, è entrata anche nell'ordinamento italiano, impacchetta, diciamo, il cliente in sostanzialmente 4 profili di rischio, attraverso un questionario che è un questionario a domande chiuse, che non può mettere in evidenza le caratteristiche peculiari di una persona, che dipendono dalla sua biografia, dalla sua storia, eccetera, eccetera. Per cui viene fuori che se una persona, in base a questo questionario, ha un profilo di rischio medio-alto, faccio per dire, può tollerare solo un rischio azionario pari al 25%. Poi si fanno delle sottodistinzioni in base alla classe di rischio del singolo strumento finanziario. Però voi capite che è una semplificazione, mentre se si potesse andare oltre il questionario rigido MiFID, che appunto interessante notare che è entrato anche nella normativa, si potesse utilizzare un questionario di tipo comportamentale ed interattivo, e in questo l'intelligenza artificiale può essere di enorme aiuto, io posso creare un profilo che non è schematico, ma si adatta alle caratteristiche d'oggi della persona e poi ne segue anche il suo divenire. Così io a questo punto vado incontro alle esigenze del cliente, oltre l'aspetto del rischio. L'aspetto del rischio di un portafoglio, posso citare le teorie moderne del portafoglio, si basano su degli indicatori tipo, non so, la deviazione standard, la volatilità, che sono degli indicatori semplificativi. Ma per esempio nomino una persona a caso, non so, Manuela potrebbe avere
una predilezione, per esempio, per la tutela ambientale, per la sostenibilità, eccetera, eccetera, e magari è disposta anche per questo tema specifico su cui si appassiona, potrebbe tollerare di più. Però io per creare questo modello adattativo, in questo caso l'intelligenza artificiale mi può aiutare. Alle spalle... Sentiamo un attimo, Menegazzi, sentiamo se Simeoni con i suoi ingegneri, lui ha uno staff dietro le spalle di lui stesso, insomma, di ingegneri fisici, matematici, eccetera. Questi suggerimenti di Menegazzi, che mi sembrano molto, molto interessanti, no? I vostri algoritmi, Simeone, già li prevedono, ci stanno lavorando, li hanno già previsti? Cosa direbbe a Menegazzi? Sì, allora sì, diciamo che la ricerca va avanti, è molto spinta, ecco, nel nostro mondo. E assolutamente sì, io penso ad esempio si faccia riferimento a diverse tecniche di intelligenza artificiale, che una è quella di replicare sostanzialmente l'evoluzione della specie umana in ambito algoritmico, quindi pensiamo agli algoritmi genetici. Due, anche alla swarm intelligence. Immaginate uno stormo di uccelli, no? Che poi tra l'altro il Nobel Parisi ci ha studiato sopra, certo. Difatti i sistemi finanziari sono sistemi complessi, quindi da quel punto di vista noi, se vediamo anche alcuni paper, ci muoviamo in alcuni momenti e siamo simili, ci comportiamo come uno stormo di uccelli, come uno sciame di api o di pesci e così via, e sostanzialmente andiamo a vedere anche come quando a volte il prezzo cambia, si vede proprio come c'è un movimento istantaneo di un determinato gruppo. Cioè nello stormo di uccelli c'è uno o due uccelli che osservano il cibo e tutti gli altri si riversano verso il cibo, si muovono insieme. Non c'è un capo, ma l'informazione viene condivisa istantaneamente. L'intelligenza artificiale lavora così e grazie al gruppo che in qualche modo riesce a diventare più brava, eccetera, eccetera. Ad esempio pensiamo alle big tech come Meta, come Facebook, oppure come WhatsApp e così via. Come fanno a leggere il comportamento? Come fanno a prevedere un determinato comportamento? Allo stesso modo, perché riescono a cogliere, come dire, dei comportamenti emergenti all'interno di cluster di gruppi. Questo può essere in ambito finanziario, quindi in un gruppo di clienti che magari è più o meno avverso al rischio, e la stessa cosa può accadere con i giovani su TikTok, sulle varie piattaforme e così via. Quindi in qualche modo è come dire avere tantissimi analisti che osservano in maniera molto più profonda il nostro comportamento. Questa cosa mi sembra molto utile, perché ho in mente di chiedervi una questione. Il momento che stiamo vivendo è un momento storico estremamente difficile, precario, con tante riflessioni che si possono fare, ma sempre il nostro Simeone ha scritto qualche tempo fa una riflessione sulla crisi bancaria, sulla crisi del 29. Mi è sembrato molto, molto interessante questo riferimento alla crisi del 29, perché fa riferimento a un blocco, a una caduta, no, delle contrattazioni, la borsa, i fallimenti delle banche, eccetera, eccetera. E lì non c'era l'intelligenza artificiale, no? Allora la domanda così dell'uomo della strada è: ma se oggi c'è l'intelligenza artificiale, le crisi bancarie che potrebbero essere originate anche da questa situazione storica nella quale ci troviamo, potrebbero in qualche maniera essere eliminate o addirittura previste, o addirittura come dire, potrebbe essere una protezione, voglio dire, anche dell'investitore. Chiedo a Simeone e poi le chiedo la stessa cosa a Maria. Allora, per quanto riguarda una crisi sistemica, l'intelligenza artificiale non può fare nulla, perché sostanzialmente l'intelligenza artificiale è parte della natura. È parte della natura, e questo dobbiamo ricordarci, perché l'intelligenza artificiale deriva dalla natura, pur chiamandola artificiale. Quindi sono tutti sistemi complessi che derivano dalla natura. A me fa ridere un po' questa domanda, perché c'è stato il padre della mia ragazza è un gestore di una banca, e mi ha detto: le crisi le create voi con i vostri modelli e con le AI e così via.
Sì, io ho scritto riguardo il 29, ho fatto una breve riflessione, se non erro, durante la pandemia, perché? Perché nessuno lì credeva che potessimo arrivare a un periodo di inflazione. L'America adesso ha un'inflazione molto alta, l'Europa rischia di avere un'inflazione molto alta e diciamo, secondo me, la guerra anche, Putin ha aggredito l'Ucraina, tra virgolette, proprio in questo periodo storico perché siamo abbastanza vulnerabili. Abbiamo avuto anni e anni di tassi di interessi bassi. Se in quell'articolo, tra l'altro, parlo di, se non erro, ho proprio studiato un paper che parte dalla peste nera fino ad oggi e si vede come i tassi di interessi sono sempre man mano sempre più scesi. Quindi c'è un rischio che con un rialzo dei tassi, con un'inflazione alta, ecco, potremo avere un problema e quindi non dico che avremo una sorta di 29, non dico che sarà simile alla crisi del 29, ma magari potremo avere dei periodi di recessioni sicuramente. Gli algoritmi tendenzialmente potrebbero aiutarci proprio perché loro studiano i comportamenti, ovvero attraverso la matematica studiano la psicologia dei trader. Quindi sostanzialmente se nel 2000-2001 è successo che quel micro pattern, cioè l'AI si studia il micro pattern inteso come panico o come euforia, nei micro, sono micro elementi psicologici dei trader. Ed è accaduto ad esempio che durante la pandemia gli algoritmi una settimana, 2 settimane prima sono tendenzialmente sempre long, si sono messi short e non capivo il perché. E dopo 2 settimane il mercato è andato giù. Non dico che l'abbiamo preso tutto, però abbiamo resistito molto bene, siamo andati molto bene in quel periodo, infatti hanno scritto diversi articoli. Cioè il punto è sempre che non è tanto le AI che va a modificare il mercato, è quanto invece sia possibile riuscire a leggere la psicologia degli esseri umani di fatto, perché poi chi crea i modelli sono sempre esseri umani, chi fa le guerre è sempre un essere umano e sarà probabilmente sempre lui. Quindi in qualche modo è come dire ritrovare dei pattern comportamentali. Questa è una riflessione sulla quale piacerebbe tornare anche in un'altra occasione, ma è molto interessante. Spesso quella che viene denominata la tecnologia sembra in qualche maniera una realtà indipendente e sovrastante la natura umana, ma in realtà, come diceva lei, e concordo pienamente, è dentro la natura umana e fa parte integrante dello sviluppo anche evoluzionistico, diciamo così, no, della natura dell'uomo. Lato banca, Menegazzi, lato banca. Crisi del 29, ma situazione difficile ora. Qual è la riflessione di uno che vede le cose dal lato della banca e sa che può contare o non contare su questi strumenti di intelligenza artificiale? In tema di crisi, voglio dire. Sì, certamente. Beh, allora, intanto questi fattori esogeni, cioè che riguardano l'ambiente, entrano prepotentemente nella relazione che il consulente ha con il cliente, perché il cliente è una persona umana che, insomma, che ci affida i suoi patrimoni, si instaura un rapporto fiduciario e di responsabilità reciproca, diciamo così. E quindi tutti questi fattori che filtrano all'interno della relazione costituiscono poi, definiscono poi delle reazioni emotive che riguardano il cliente e il consulente. Quindi c'è su questo aspetto anche molta empatia. Poi sono d'accordo con quello che diceva Simeone, cioè le crisi sono sempre scatenate, sono sempre un fenomeno umano. D'altra parte l'intelligenza artificiale indaga i fenomeni umani, però dobbiamo fare una riflessione di questo tipo a mio modo di vedere, e cioè che la tecnica, la scienza che tende ad oggettivizzare le problematiche, diciamo così, cioè tende a scindere il soggetto dell'indagine dall'oggetto dell'indagine, questo è un aspetto tipicamente del pensiero scientifico. Non penso che la tecnica e la scienza siano in grado di rispondere alle domande fondamentali, quelle che ogni essere umano può avere dentro di sé, dico per dire. E quindi dobbiamo anche avere il coraggio di affrontare il rischio che
la tecnica, la tecnologia si appropri dell'essere umano, cioè in qualche maniera subumanizzi l'essere umano. E in questo, a mio modo di vedere, l'intelligenza artificiale ha questi rischi intrinseci. Ho letto qualche giorno fa che un software di intelligenza artificiale legato ad una macchina ha fatto in modo che questa macchina è in grado di creare se stessa, cioè è in grado di replicare una macchina. E poi c'è il problema della coscienza legata alla macchina. E quindi questo è un aspetto che passa per l'etica e per gli impulsi morali che diciamo governano l'agire umano su queste tematiche. Anche quando è stata inventata voglio dire, è stata scoperta l'energia nucleare ed è stata inventata la bomba atomica, è un'applicazione dell'energia nucleare che ha delle connotazioni estremamente negative, ma questa è una responsabilità umana, quindi attiene all'essere umano e alla sua responsabilità morale. Quindi secondo me una riflessione profonda va fatta anche su questo aspetto, perché tornando alla questione della finanza comportamentale, se l'intelligenza artificiale mi aiuta ad adattare il modello nel senso di migliorare il benessere del mio interlocutore, è un paio di maniche, ma se io manipolo questa cosa e quindi creo una manipolazione del cliente, cioè o della persona, lo voglio orientare verso quello che credo io per i miei interessi personali, allora in quel caso non è un'applicazione che ha aspetti positivi, ma il problema non sta nella tecnica, perché la tecnica è impersonale, sta nell'essere umano che governa quel tipo di tecnica. E quindi sì, questo è molto, questa insistenza che Menegazzi fa sulla responsabilità dell'essere umano è molto interessante. Le grandi crisi bancarie che tutti noi ricordiamo, Lehman Brothers, eccetera, non sono nate perché qualcuno ha pigiato il bottoncino, è perché qualcuno ha deciso che alcune cose andavano fatte in un certo modo piuttosto che in un altro, per quanto riguardava i debiti, i mutui e così via. Prima di andare avanti, prego. No. Se posso interrompere un attimo, dottor Franchi, cioè, volevo aggiungere due aspetti. Dovremmo anche fare una riflessione sui modelli economici che un po' storicamente si sono imposti da un certo momento della storia in poi, diciamo così, perché è un dato di fatto che per esempio, tutti gli indicatori di concentrazione di ricchezza negli ultimi 3 decenni sono peggiorati, cioè l'80% della ricchezza mondiale è concentrata sull'1% della popolazione mondiale. Quindi significa che sostanzialmente l'Occidente ha imposto un modello economico o comunque ha contribuito a diffondere un modello economico che comporta questo tipo di sperequazione. E le grandi crisi che si sono innescate soprattutto nel nuovo millennio sono anche governate da questi squilibri. Basti pensare che se andiamo a valutare la crescita del PIL dei paesi core, cioè dei paesi occidentali, molta parte di questa crescita del PIL non è dovuta ai redditi, ma è dovuta al debito, perché la leva finanziaria, l'indebitamento, soprattutto negli ultimi 2 decenni, ma possiamo andare indietro nel tempo, ha una connotazione esagerata. Siamo seduti su una montagna di debiti. Questo anche comporta una riflessione di un certo tipo, perché le leve finanziarie stanno andando probabilmente fuori controllo e si perde un po' la connessione con la realtà. Su questo torniamo perché riguarda un tema al quale noi di AIA siamo particolarmente sensibili, cioè il tema della delega che corrisponde versus responsabilità, ma di questo parliamo. Ci sono alcune domande dei nostri ascoltatori, se chiedo a Mauro Gentile, la regia, ecco, dice Lucia Caterina Papa, paradossalmente è più flessibile l'intelligenza artificiale che non l'operatore umano. È così, Simeone? Dipende. Dipende da come è stata istruita, in verità. Cioè, come dire a un bambino è più flessibile un bambino oppure un altro.
cioè è più versatile un bambino oppure un altro, dipende da come è stato istruito. E comunque sì, tendenzialmente è probabile che sia più flessibile, anche se in certi versi, mettiamo il caso ad esempio, noi parlavamo prima dei rischi, o meglio, l'intelligenza artificiale può avere una coscienza, io in questo momento no, non può averla, perché non siamo riusciti neanche a replicare il nostro cervello, quindi fondamentalmente, ecco, ad oggi sono molto molto brave le AI a risolvere determinati task, e quindi sono dei task molto molto specifici. Se diciamo alle AI di fare, non lo so, se è stata istruita a saltare fino a 2 metri, è difficile che riesca a superare i 4 metri, per fare un esempio. Ok, magari avrà bisogno di apprendimento e così via, però diciamo che tendenzialmente è molto molto brava ad oggi ancora le AI a risolvere determinati task specifici. Cioè alcuni problemi, ma insomma non chiediamo per il momento che ci risolva cose che non le è stato insegnato di risolvere, insomma, questa è un Sì, po' la questione. assolutamente sì. Un'altra domanda, Paolo. Dov'è? Non la vedo. Eccola qua. Matteo Martini, con occhi da occidentale sembra che le guerre si possano fermare con sanzioni economiche. L'AI finanziaria potrebbe essere il prossimo arbitro per la politica di un paese o internazionale? Esistono già algoritmi che vanno in questa direzione? Menegazzi, diciamo, per carità, voi due vi occupate di finanza, non siete dei virologi, Io me ne scampi. E quindi apprezzo che vi manteniate sul vostro settore. Qui si parla di geopolitica finanziaria, diciamo, però credo che i vostri due osservatori, diciamo, dai quali guardate il mondo, possano aiutare anche i nostri ascoltatori in questa domanda molto, molto intelligente, molto importante. Menegazzi. Guardi, potrei rispondere con una battuta, non sarebbe il caso di fare battute su questi argomenti, però mi verrebbe da pensare che l'intelligenza artificiale potrebbe anche essere, come dire, più ragionevole di certi negoziatori che vediamo adesso seduti al tavolo, e magari potrebbe avere, diciamo così, virgolettato, la mente più aperta ed essere meno condizionata da certi fattori culturali che in questo momento, oppure da certi pregiudizi o da certe bias cognitivi, diciamo così, che in questo momento condizionano per dire i negoziati. No, è una posizione lungimirante questa. Simeone. È anche triste se vogliamo, però. Ma insomma, d'altra parte, conoscendo alcuni nostri, diciamo, va bene. Simeone. No, io so per certo che comunque alcune, tipo l'intelligence utilizza il machine learning, intelligenza artificiale da diversi anni, quindi in verità è molto probabile anche che vengano utilizzate strategie o simulazioni di strategie legate alle AI. Sappiamo bene ovviamente che puoi creare diversi scenari in termini di conflitto, così come infatti parlava anche cioè il fatto di avere un AI che in qualche modo si sostituisca a un governo, io la vedo un'utopia, però è anche vero che magari chi lavora nell'intelligence o chi lavora vicino al governo può creare tantissime simulazioni di conflitto, no? E di risoluzione di un conflitto. Se noi facciamo riferimento anche a Nash, no? Ad esempio, puoi fare una teoria dei giochi su diversi scenari geopolitici e geoeconomici con le AI. Quindi in epoca non sospetta venne proiettato un film che tutti noi credo abbiamo visto, che era War Game, in cui un computer ben programmato, peraltro, riusciva a mettere le basi per scatenare una guerra mondiale a suon di missili balistici atomici. Torniamo su questo col tema. Ecco, Matteo Martini ha anche un'altra domanda. Chiaro che un algoritmo basato su un'equazione differenziale ha soluzioni asintotiche. Poi qualcuno mi spiega cosa vuol dire. A lungo termine si tende verso un valore limite, guadagno massimo
o bancarotta, una finanza responsabile dovrebbe adattare periodicamente il modello per una sostenibilità a lungo termine. Sì, mi sembra, no, a parte la battuta, mi sembra molto chiaro questo discorso. Riesce un algoritmo ad essere, come dire, protagonista di una finanza responsabile, Menegazzi? Allora, secondo me l'algoritmo in sé no, cioè dietro deve esserci chi programma l'algoritmo che si pone come obiettivo insomma, coadiuvare una finanza responsabile. Il fatto della finanza responsabile, della finanza sostenibile, ci sono questi tre indicatori, no, che definiscono se un investimento finanziario è, diciamo, responsabile. SRI, Socially Responsibility e environmental, cioè l'ambiente, diciamo così, no? E questo è un esempio che è relativamente recente di un nuovo tipo di finanza che vorrebbe mettere appunto gli aspetti della governance, della responsabilità, dell'etica al vertice del suo agire. Però dietro a questa cosa c'è l'essere umano con i suoi difetti, perché cosa accade? Accade che questo concetto diventa uno slogan per attrarre capitali e quindi, non lo so, soggetti istituzioni che poco hanno a che fare con la sostenibilità e la responsabilità si appropriano di questi concetti pur di attrarre capitali e lo fanno con dei meccanismi comunicativi che adottano l'intelligenza artificiale. Un greenwashing bancario, diciamo, bravissimo. investivo. Quindi in questo caso non possiamo addebitare la responsabilità di questo processo all'intelligenza artificiale in sé, torniamo a quello che diceva il dottor Simeone prima, ma dobbiamo addebitare il processo a un uso incosciente, diciamo così, da parte dell'essere umano di questa cosa qua. E torniamo sempre, riconduciamo tutto alla questione etica e degli impulsi morali, perché è questo che deve stare dietro l'agire umano, certo, sostanzialmente, no? Certo. Tornando alla questione della fantascienza, che lei prima appunto citava, War Game, cito brevemente un altro film che è tratto dai racconti di Asimov, un film che tra l'altro vi consiglio di vedere perché è molto bello su questo tema, e si chiama L'uomo bicentenario, con lo scomparso Robin Williams come attore. E lì c'è la correlazione tra esseri umani e robot pensanti. In realtà è qualcosa di più di un robot, è un robot veramente avanzato, un androide, diciamo così, che riesce a provare emozioni, perfino si innamora di una donna, si sposa, eccetera, eccetera. Questo robot vuole essere accolto dalla comunità umana, che però lo respinge sempre. Alla fine che cosa si accorge che gli manca? Gli manca la caducità umana, cioè gli manca a questo robot la capacità di morire, per cui si fa mettere un chip, un algoritmo che alla fine lo fa invecchiare e lo fa morire. Allora a quel punto viene accettato dagli esseri umani, cioè in questo la fantascienza è anticipatrice. Abbiamo un'intelligenza artificiale talmente complessa che si appropria di una coscienza, ma nel momento in cui si appropria di una coscienza, che cos'è che fa? Fa un pensiero trascendente, metafisico, e vuole morire. E di nuovo riconduciamo l'aspetto all'essere umano e all'enigma che l'essere umano rappresenta in sé, no? Beh, sembra molto bello questo, anche perché avverto qui un linguaggio che mi è familiare, che è quello del pensiero filosofico. Volevo farvi una domanda che poi ci permetterebbe di tornare a quella questione alla quale accennavo poc'anzi sul tema, cioè del rapporto tra delega e responsabilità. Un mio amico, sapendo che ci sarebbe stata questa diretta questa sera su questo tema, mi ha girato una domanda che vi giro a mia volta e che credo sia abbastanza interessante. La diffusione degli algoritmi di intelligenza artificiale nella transazione finanziaria non rischia
da una parte di allontanare il piccolo investitore spaventato dalla eccessiva tecnologia e dall'altra all'opposto di illuderci che sia facile il fai da te finanziario. Cioè questa delega in qualche modo all'algoritmo da un lato può spaventare, dall'altro può anche togliere il senso della misura. Simeone, cosa ne pensa? Sì, l'intelligenza artificiale diciamo che ormai è è un hype, no? Quindi sostanzialmente va di moda. Se ne creano tantissimi di fondi che si dicono guidati da intelligenza artificiale e poi magari non c'è nulla. Io faccio riferimento sempre alla pandemia, alla crisi pandemica. Il 50% dei fondi guidati da AI erano falliti in quel periodo, si erano andati malissimo. E vediamo come anche stia diventando, proprio durante la pandemia, il trading era diventato quasi un hobby, cioè sia i giovani che i più grandi si mettevano sulle varie piattaforme, compravano, vendevano, andavano short sui vari strumenti e la maggior parte erano giovani. Si è visto come negli Stati Uniti Robinhood, che è la piattaforma diciamo preferita dai millennials, abbia avuto un boom impressionante di nuovi account. E vediamo come anche, non so se vi ricordate, GameStop e le varie anche stesse cripto siano in qualche modo legate a questo nuovo mondo, no? Cioè il rischio delle AI, sì, ma se non ci fosse stata le AI ci sarebbe stato altro, cioè nel senso che spesso dietro bisognerebbe ecco, capire che cosa c'è dietro effettivamente, chi c'è dietro, se è un team scientifico valido oppure no, perché di AI ormai se ne parla ovunque, e fin troppo a mio parere. E tra l'altro nel mondo della finanza sta diventando, ahimè, anche obsoleta, perché l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto in alcuni periodi, sembra non essere più tanto efficiente quanto prima e quindi in qualche modo anche noi ricercatori dobbiamo andare oltre, quindi andare a studiare i computer quantistici, andare a lavorare con quantum machine learning, quindi sostanzialmente utilizzare la potenza computazionale più intensa dei computer quantistici e andare a lavorare lì con l'intelligenza artificiale. Ce la possiamo fare, però il versante banca, Menegazzi, che è quello che mi sembra interessante in questa fase, ha una responsabilità nell'evitare, come dire, il principio di delega, cioè guarda che è facile, non preoccuparti, ma fortunatamente c'è una banca per il momento, o no? Come la mettiamo su questa questione del Allora, richiamo alla responsabilità, la banca che richiama il cliente alla responsabilità nei confronti della propria vita, in sostanza. È in grado la banca di fare questo? Allora, in questo momento direi di sì, anche perché non dobbiamo dimenticare che il cliente è un centro di tematiche che vanno oltre anche la finanza in sé, cioè voglio dire, e questo è tipico del settore di cui mi occupo. La persona che ho davanti ha, per esempio, in generale un bisogno di sicurezza che riguarda se stesso, ma anche, per esempio, il gruppo affettivo a cui appartiene. Quindi la banca in questo momento, che viene insomma tradizionalmente intesa come un istituto dove si intermedia il credito, dove si raccoglie risparmio, si eroga credito, eccetera, eccetera. Questa è un'immagine un poco obsoleta, perché in realtà oggi la persona va in banca anche per rispondere ad esigenze che possono essere la propria sicurezza di sé e dei propri cari, non so, occuparsi del passaggio generazionale, garantire un futuro ai figli e così via. Quindi è una prospettiva, un piano che riguarda orizzonti temporali anche molto lunghi e problematiche che in questo momento l'intelligenza artificiale non sta affrontando. Per esempio il problema del passaggio generazionale, che può arrivare anche a forte intensità nel caso in cui una persona, per esempio, sia anche un titolare di un'azienda, faccio per dire,
e magari un'azienda a conduzione familiare che deve garantire il futuro dei propri figli. Questi sono tutti aspetti dove la relazione umana, la capacità olistica, diciamo così, come si suol dire, del consulente di affrontare problematiche varie ed interconnesse, sono tutti aspetti dove magari l'intelligenza artificiale può sostenere un certo tipo di analisi dei dati, ma poi alla fine serve quel rapporto di empatia col cliente che si basa appunto sulle relazioni umane. Ecco, sotto questo aspetto, secondo me, la banca ha ancora qualcosa da dire, sì. Qualcosa da dire. Mi convinco sempre di più, sentendovi, che abbiamo fatto bene a intitolare questa puntata Intelligenza artificiale versus Human Intelligence, perché effettivamente il nodo è questo e lo state sviscerando in modo molto interessante. Abbiamo ancora qualche minuto. Se non ci sono altre domande, ce ne sono una. Ecco, Matteo Martini, ogni puntata di AIA è focalizzata su un tema. Cosa succederebbe se da un AI settoriale si passasse a un AI globale? Per esempio, se un AI bancario dovesse interagire con un AI domotico, potrebbe nascere un conflitto di interessi con noi umani, pedine di un gioco fra computer? Anche questo è un tema. Vorrei far rispondere alla domanda di Martini fra un attimo, perché sempre quel mio amico che sapeva che ci sarebbe stato questo incontro mi ha preparato un'altra domanda che mi sembra utile, che ci riporta a una questione, diciamo, di carattere globale, perché ormai è difficile pensare solamente alle questioni attorno a noi, ma bisogna pensare alle questioni allargate. Mi scrive: la crisi del 2008 ha dimostrato come il mercato finanziario sia ormai sovranazionale e quasi ingestibile dagli stati nazionali. La sempre maggiore presenza degli algoritmi non rischia di accentuare questo processo? Simeone, cominciamo da lei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso infatti vediamo che la ricerca, chi spende di più sulla ricerca su intelligenza artificiale, quantum computer e così via, sono 2 paesi, che sono gli Stati Uniti e la Cina. Tutti gli altri sono molto indietro. Quindi sostanzialmente chi ha la potenza tecnologica di questo tipo, ecco, riesce sicuramente a dominare tutti gli altri. Quindi si crea un nuovo, tra virgolette, nuovo ordine mondiale da questo punto di vista. Quindi anche questo sarà un tema che bisognerebbe affrontare, è vero Menegazzi? Questo ordine mondiale a cui accennava adesso Simeone, il fatto cioè che la finanza internazionale non è nelle mani di singoli, ma è nelle mani anche di gestori in grado di produrre algoritmi complessi, investire su queste cose. Non crea qualche perplessità, qualche tensione? Sì, diciamo che, come diceva prima il dottor Simeone, quando diceva di nuovo ordine mondiale, sono d'accordo con lui. Qui, perché per esempio se pensiamo alla potenza computazionale dei computer quantistici, sfido chiunque, anche me compreso, a comprendere bene il funzionamento del computer quantistico, perché il computer quantistico si basa sul concetto, se non sbaglio, di entanglement quantistico, cioè non lo so, se si spara un neutrino su un circuito, alla fine di questo circuito c'è una lastra che può essere impressionata, un singolo neutrino è capace di essere in 2 punti contemporaneamente, cioè impressiona la lastra in 2 punti contemporaneamente, anche se ci sono 2 canali d'uscita. Quindi un neutrino, come dire, è in grado di stare su 2 posti contemporaneamente. Quindi la questione dell'1-0 del codice binario viene superata, perché non è più una questione di 1-0, ma è una questione di contemporaneità, diciamo dei dati, e questo comporta uno sviluppo computazionale che è inimmaginabile, e quindi significa avere a disposizione delle informazioni inimmaginabili, e quindi questo di per sé è una fonte di potere. E questa è una prospettiva inquietante, però capite che dietro a questa prospettiva, a mio modo di vedere, è
di nuovo l'essere umano che gira la chiave, diciamo così. Quindi torniamo ad un discorso fondamentale: o noi facciamo una riflessione intorno all'essere umano, alle sue parti costitutive e alla sua ragione d'essere, diciamo così, altrimenti gli scenari, il nuovo ordine mondiale che diceva Simeone prima, sono fortemente inquietanti. Però di nuovo non è una cosa che è ascrivibile, imputabile alla tecnica, è una cosa che riguarda gli esseri umani in sé. Ecco, certo, perché torno al ruolo, nel mio piccolo, dei crediti cooperativi, che se riescono a risolvere questa equazione, cioè una conciliazione tra tecnica e esseri umani sotto il profilo morale ed etico, possono rappresentare un esempio di conciliazione. C'è tempo per fare questa cosa? Non lo so, perché la rapidità della tecnica... Però bisogna provarci. Questa però bisogna provarci, esattamente. Strada. Vorrei tornare alla domanda di Matteo Martini, l'ultima di prima, che è una domanda molto fantascientifica, ma insomma non tanto distante, cioè che le AI si parlino tra di loro, una AI bancario e una AI domotico, e quindi, come dire, va ad escludere l'umano, perché in fondo anche con la IoT, con l'Internet delle cose, ci sono già oggetti che parlano tra di loro e escludono l'umano. Ma qui diciamo, la fantasia di Martini ci porta su un territorio che insomma non è distante, temo o credo, insomma, e comunque vale la pena di pensarci un attimo. Cosa ne dice Simeone? Allora, di fatto è la realtà. Cioè, qualche anno fa, se non erro, hanno fatto un esperimento in Facebook dove hanno messo in relazione due bot su Messenger, due bot guidati da intelligenza artificiale. Cioè, su Messenger c'era un avatar, ovvero una persona virtuale che era però un'intelligenza artificiale, e dall'altra parte lo stesso un altro tipo di intelligenza artificiale. Li hanno messi lì a comunicare un po' e dopo un po' iniziano a parlare una nuova lingua, perché riescono a comunicare in maniera molto più efficiente con questa nuova modalità di comunicazione. E quindi di fatto l'umano era escluso e hanno fermato poi l'esperimento. Quindi la probabilità sì ci sta, uno. Due, c'è anche la possibilità però di limitarla in qualche modo, anche se è difficile comunque andare a limitare una sorta di AI. Terzo, ci sono ad esempio io sono stato invitato in Arabia Saudita quest'anno e poi 3 anni fa sul futuro dell'intelligenza artificiale, proprio in questo forum che è una sorta di Davos nel deserto, e lì si parla ad esempio di mettere su delle città completamente guidate da intelligenza artificiale IoT e sostenibili. Cioè in qualche modo c'è un'interazione continua tra il comportamento dell'essere umano, un AI che apprende fondamentalmente il tuo comportamento e poi va a interagire con i vari dispositivi, che sia il forno, che sia che ne so, il frigorifero, eccetera, certo. E così via, e così via. Quindi assolutamente sì, c'è questa possibilità, ma in qualche modo dobbiamo cercare di limitare per quanto possibile i vari problemi che potrebbero correre, certo. cioè nel senso potremmo essere... Certo, ma sono d'accordo, è quello che diceva in fondo Menegacci, ci sono queste chance, queste possibilità incredibili e tuttavia questo non ci toglie la responsabilità di doverle gestire, perché in qualche modo, certo, la città prodotta dall'intelligenza artificiale, certo le relazioni tra banca e cliente prodotte dall'intelligenza artificiale, ma speriamo che ci sia qualcuno che gestisce e continuerà a gestire queste relazioni, miei ragazzi, insomma, voglio dire, anche perché volevo trovo anche così, facendo una battuta finale, voglio dire, trovo anche abbastanza curioso il fatto che mentre prima il cliente si rivolgeva arrabbiato al direttore di banca, andava lì e dice cosa mi hai fatto, adesso non saprebbe neanche più con chi prendersela. Io spero che si continui a intrattenere anche questa relazione così sanguigna, no? Anche con la banca, perché vorrebbe dire che siamo ancora umani. Cosa ne dice, ragazzi?
Sì, sono perfettamente d'accordo, altrimenti sarebbe veramente noioso il mondo, oltre che inquietante. Non lo so, bisognerebbe tornare alla prima legge della robotica di Asimov, la leggo testualmente. La prima Certo. legge dice: un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danni. Però qui Asimov si è dimenticato di un aspetto, che se questa regola non viene implementata nell'algoritmo, e l'algoritmo fa da sé, diciamo così. E chi è che implementa la regola nell'algoritmo? Cioè c'è un punto zero che è quello dell'essere umano. Poi però l'algoritmo, come diceva prima Simeone, quando hanno fatto dialogare due bot insieme, è in grado di essere creativo, cioè di dominare spazi Di nuovi riprodursi. esattamente. E qui è la grande sfida, cioè qui bisogna capire appunto che cosa fa l'umanità in questo senso, però torniamo all'aspetto della, come dire, del primato dell'essere umano, cioè il fatto che la tecnica non soggioghi l'essere umano. Tornando alla fantascienza, sappiamo che ci sono molti film che, non so, Blade Runner è il più vecchio, ma recentemente Matrix, per esempio, ha affrontato questo tema, no? Si immagina un mondo dove l'intelligenza artificiale e la tecnica si è totalmente impadronita della realtà, per cui gli esseri umani sono soggiogati, sono ridotti a larve e in pratica pensano di vivere in un mondo virtuale. Ecco, quando questo bluff viene svelato, diciamo così, che cosa succede? Che alla fine viene rimesso in piedi il mondo virtuale, perché altrimenti è uno shock talmente profondo degli esseri umani sopravvissuti che appunto non potrebbero tirare avanti. Ecco, di solito la fantascienza è anticipatrice. Questo non è uno scenario che può essere escluso, diciamo, al 100%. È uno scenario possibile, magari il mondo non arriva a questa roba qua perché muore prima per l'inquinamento, e quindi c'è un altro aspetto di cui dobbiamo occuparci, però è un rischio potenziale che se non si torna all'aspetto etico è un rischio che corriamo. Sì, diciamo è Mi quello che veniva sta in mente accadendo nel mentre... metaverso, no? È quello Esatto, che Sì, esatto. il beh, certo, metaverso è certo, questo. certo. Mi veniva in mente mentre parlavate una scena molto formativa per me, e cioè quella della banca del film di Mary Poppins, no? In cui la banca è la Bravissimo. grande banca con le grandi colonne, eccetera, in cui il padrone della banca ha questa formula, diciamo, che è quella che salvava le banche vecchio stile: uno scellino risparmiato e uno scellino guadagnato, cioè l'idea, insomma, dell'accumulo del denaro, mettere via lo spicciolo, ecco. Adesso la banca si è Però attenzione, dottor Franchini, perché mi dà un là per una riflessione, perché in Mary Poppins il famoso penny che i bambini portano in banca con il padre, Mary Poppins gli dice: fermati prima e dona certo, il penny alla vecchietta dei piccioni, eccetera, eccetera. E certo, quindi certo, certo. c'è un grande insegnamento in questo racconto, che è il valore economico del dono. Tant'è che il bambino non comprende il fatto che il padre vuole versare il penny in banca, perché poi viene moltiplicato, eccetera, eccetera. No? Quindi anche qui c'è un aspetto etico-morale nella fiaba di Mary Poppins, il fatto del valore economico del dono. Ecco, adesso cito l'azione dei crediti cooperativi, perché per i crediti cooperativi il dono, cioè la donazione, è un aspetto rilevante della propria attività, e la donazione sostiene i territori, i micro territori, ed è una donazione incondizionata. Ecco, bisognerebbe che ci riappropriassimo di questi concetti, che non lo so quanto un'intelligenza artificiale sia in grado, diciamo così, di seguire una cosa di questo tipo. No, questo è una sfida, e lei fa bene, Menegazzi, a ricordarlo. È una sfida perché in fondo anche i programmatori di algoritmi forse non hanno pensato che ci vorrebbe anche l'algoritmo del dono, no? L'algoritmo del dono. Non so
se questo sia sufficientemente provocatorio. Però lei, Menegazzi, dice una cosa che è importante: le banche, insomma, hanno anche a disposizione questo tipo di scenario che forse l'algoritmo non ha ancora elaborato e forse non elaborerà. Sempre quel titolo che ci guida, Artificial Intelligence versus Human. Abbiamo, credo, colto alcune questioni. Il tempo, non so se ci sono altre domande, se no chiudiamo la serata. Sì, Adriano Bocchetti, AI applicata alla sanità pubblica obsoleta e disordinata, lo Stato dovrebbe investire in questo. Rispondo io sì, perché sarebbe ora che AIA ha fatto più volte, almeno 2 o 3 interventi su questo tema dell'intelligenza artificiale e della sanità. È un tema caldo, davvero caldo e davvero importante. Forse l'aiuto che verrebbe anche da un serio investimento in intelligenza artificiale applicata alla sanità sarebbe interessante. Ma anche qui tornerei a quello che dicevamo prima, a quello che diceva Menegazzi, a quello che diceva Simeone, cioè che comunque se non c'è l'umano che controlla, che vede, che guarda, che progetta e che programma, è ben difficile che la sanità vada avanti per algoritmi interni, per schemi suoi propri. E, insomma, anche su questo credo che una riflessione vada fatta. Io vi ringrazio molto perché noi con questo incontro chiudiamo in bellezza la serie degli incontri online del progetto AIA, Artificial Intelligence in Agora. Chiudiamo in bellezza su temi importanti. Abbiamo parlato di denaro, ma l'abbiamo trattato con uno sguardo interessante, diverso dalla visione un po' assatanata dell'investitore che vuole guadagnare a tutti i costi e non sa come farlo e quindi si butta dove può. C'è stata un richiamo alla scelta, alla razionalità, alla responsabilità e alla consapevolezza che viene dalla banca, che viene dai fondi gestiti dagli algoritmi. Se mancasse questo forse saremmo messi peggio. Non so se il futuro ci riserverà qualche cosa. Dicevo, questo è l'ultimo incontro online perché il progetto va avanti e nell'ultima settimana di maggio, in particolare l'ultimo weekend di maggio, faremo un convegno di 2 giorni, non più online ma in presenza, se ci sarà ancora presenza nel pianeta, e tratteremo anche ancora di queste questioni. Quindi mi piacerebbe ancora interpellarvi e avervi con noi e sentire le vostre opinioni su quello che vi chiederemo in quel momento. Intanto grazie, complimenti per la competenza con la quale avete affrontato temi difficili e siete riusciti ad esporli come a noi piace, a noi di AIA, cioè in modo chiaro, comprensibile e accettabile, no? Penso che qualcuno che si avvicini adesso all'algoritmo, si avvicini alla banca, lo farà con molta più consapevolezza e anche con molta più disponibilità. E questo è estremamente importante. Grazie ancora e ci sentiamo il più presto possibile. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie per le vostre domande, grazie per la vostra partecipazione. Grazie.